Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Anteprima Sport. Oggi è una puntata scoppiettante. Vi vado a presentare intanto gli ospiti che ho in studio perché si è riformata una coppia, possiamo dire così. Sono in compagnia di mister Franco Giugno. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a te, grazie di avermi invitato. E mister Andrea Spinelli. Buon pomeriggio, Buon mister. pomeriggio, Anna. Dico bene, si Benvenuto. è riformata una coppia. Pochi e Renato. Quante vittorie, quante partite avete fatto insieme? Inizio proprio, mister, scusami, ad Andrea Spinelli, inizio da Franco Giugno perché insomma è la prima volta, tu sei ormai un padrone di Ma casa. lui Insieme, tante. si è sempre preso il palcoscenico, quindi è Alme- giusto che sia al- anche così. almeno 3 campionati vinti insieme e una finale playoff persa col Brindisi contro il Monopoli con 10-12 mila spettatori, purtroppo spettatori che adesso non ci saranno più. E tante altre soddisfazioni, nonché un rapporto d'amicizia che Vi lega da definirlo tantissimo fraterno tempo. è piccolo, quindi non di più. C'è la possibilità di rivedervi di nuovo insieme sui campi? Dicono i messicani che è in sub. Mister, tu come la pensi ad Andrea No, Spinelli? sotto tutti i punti di vista non ho parole, l'unica parola che posso dire per me è un idolo, perché mi ha dato tantissimo sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo tecnico, cose che vedo oggi nel calcio con lui noi le facevamo già dal 2004-2005, quindi gli devo dire solamente grazie perché ho appreso moltissime cose che oggi mi riporto dentro come bagaglio sportivo, quindi gli devo dire solo e soltanto grazie. Vedo in collegamento in bassa frequenza Antonello Aprile. Buon pomeriggio Antonello di Cosenza nel Cuore, con te parleremo di tante belle iniziative in vista di questa partita di domani tra Cosenza e Pescara che si giocherà alle 14 al San Vito Marulla. Intanto io ne approfitto per mandare un grande abbraccio virtuale a Vittorio Scarpelli. Vittorio, insomma, rimettiti, torna presto. Iniziamo proprio la trasmissione parlando di Serie B, Antonello. Iniziamo da questa iniziativa che voi di Cosenza nel Cuore state portando avanti. Buonasera a tutti, saluto il mister Spinella e il mister Giugno che rappresentano sicuramente una fetta importante del calcio calabrese, persone sanguigne che sanno di calcio, quindi è importante, sono felice di essere oggi insieme a voi. Niente, questa nostra ennesima iniziativa di domani mira a caricare ancora una volta i giocatori, perché ritengo che sia veramente un peccato sfumare l'obiettivo minimo del minimo del Cosenza di quest'anno, perché ormai l'obiettivo di salvarci direttamente sembra sfumato quasi o eccessivamente difficile, ma tenersi a non più di 4 punti dalla quind'ultima è veramente per giocarsi tutto e andata e ritorno finale spareggio, cioè, diventa un obiettivo raggiungibile se ovviamente si gioca a calcio. Hanno fatto bene i tifosi in questi giorni, noi tifosi, un gruppo di tifosi, a incontrare a muso duro i giocatori, lo staff tecnico, per pungolarli ancora di più, però domani si gioca, quindi riteniamo che sia opportuno caricare i giocatori, quindi tutti alle ore 12 davanti alla curva nord sul viale Magna Grecia per ricevere il pullman dei giocatori del Cosenza e fargli sentire che ci siamo per quello che si può fare ovviamente con gli stadi chiusi, e ritengo sia veramente un peccato. Mi scoccia a me come a tanti altri tifosi stare con le mani in mani aspettando questa retrocessione, no? Quindi diventa veramente paradossale, e questo sicuramente io come tanti altri tifosi non ci stiamo assolutamente.
Mister, quanto è importante far sentire come tifo l'apporto, ecco, la vicinanza, il calore, soprattutto in questo momento ne abbiamo parlato molto spesso anche col mister Spinelli, degli stadi chiusi, della mancanza del tifo allo stadio, però quanto è importante magari questo tipo di iniziative in un momento così delicato dove il Cosenza in questa gara si gioca davvero il tutto per tutto. Beh, la vicinanza, anche se solo metaforica, della tifoseria è fondamentale in queste ultime partite. Certamente l'ambiente squadra sa perfettamente che nonostante ci sia il Covid, la passionalità e l'attaccamento alla squadra del pubblico rossoblù lo conoscono perfettamente, quindi sanno che devono dare molto di più di quello che hanno dato finora, sanno che per noi la Serie B è praticamente di vitale importanza, perché noi non vogliamo uscire dal panorama calcistico importante nazionale. Loro hanno delle grandi responsabilità e si devono mettere pure una mano sulla coscienza a quei calciatori che forse fino adesso non hanno dato proprio il 100%, quantomeno dal punto di vista agonistico. Cosa è mancato secondo lei a questo Cosenza in questa stagione? Io credo che sia una squadra tecnicamente non eccelsa, che molti o parecchi di questi giocatori probabilmente non valgono la categoria, e qui le responsabilità dovremmo poi andarle a ricercare sicuramente non in chi l'allena la squadra, ma in chi la costruisce o chi dispensa il lato economico per costruirla. Poi mettiamoci pure degli infortuni probabilmente importanti nella fase cruciale della stagione che ci hanno penalizzato, però ripeto, al di là di questo, se noi da 13 giornate a questa parte siamo in zona play-out, no, ci sarà un motivo. Io credo che il motivo sia banalmente e semplicemente, senza andare a cercare voti pindalici, molte volte li cerchiamo ma non c'è bisogno. Questa è una squadra che è tecnicamente inferiore sicuramente a quella dell'anno scorso, e non ci sono dubbi, e per l'allenatore, che tra l'altro è giovane e quindi magari non abituato a queste pressioni, anche se l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo, è stato motivo di difficoltà maggiore. Quindi, però, ripeto, una volta si diceva bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. Si può vincere anche senza grandissimi mezzi tecnici, se uno ha grandi mezzi agonistici, una buona organizzazione tattica e il cuore davvero oltre l'ostacolo, si possono fare miracoli. Viva Dio, il calcio ci ha insegnato in tanti anni che questo può accadere, speriamo che possa accadere in queste ultime 4 partite. Intanto andiamo a vedere la classifica, poi torno da te, mister Spinelli. Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando, quindi noi cercheremo di leggerli tutti, di darvi spazio e di insomma, sollecitare le vostre curiosità. Andiamo a vedere. Sì, Antonello, dimmi Antonello, non ti vedevo. Una cosa importante, ci tengo a dire che se dovessimo raggiungere la salvezza, ovviamente la nostra nota che abbiamo fatto uscire in questi giorni, no? Molto dura, non contro, ma ovviamente facendo capire al presidente Guarascio che così non si può andare avanti. E poi a fine stagione non la facciamo la sfilata noi, saremo contenti che ci siamo salvati, però poi il confronto lo vogliamo garantito, confronto serio, chiaro e diretto, per farci capire e per farci dire quello che vuole fare Guarascio di calcio a Cosenza. Quindi non facciamo che ci dimentichiamo tutto noi andiamo sempre avanti, a prescindere se ci salviamo o meno. Preferiamo fare un confronto, sì, sinceramente, rimanendo in Serie B piuttosto che scendere in Serie C. Certo, anche perché sarebbe un confronto forse più costruttivo a questo punto, Antonello, perché bisognerebbe a questo punto dettare le basi per quello che può essere una programmazione futura. Ecco. Sì, ma noi tendiamo sempre di creare dialoghi positivi e costruttivi, anche se dobbiamo usare parole
più ferme, no? Più precise e più dirette, ma il nostro obiettivo è sempre quello. Se poi l'interlocutore fa fatica a capirlo, fa finta di non capirlo, pazienza, glielo faremo capire in tutti i modi, sempre ovviamente nel nostro stile. Andiamo a vederla la classifica, perché insomma vado a leggere poi un po' di messaggi che stanno arrivando. Innanzitutto uno ve lo leggo subito, che riguarda appunto buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione, faccio un caro saluto a Mister Giugno e Mister Spinelli da Antonio da Montalto Fugo, e noi salutiamo anche Antonio. La classifica ce la mostra Luca Chito, in testa troviamo l'Empoli con 67 punti, 61 il Lecce, 60 la Salernitana, 55 il Monza, 53 il Venezia, a 50 punti Cittadella e Spal, 49 per il Chievo, 47 per la Regina, 44 Brescia e Pisa, 43 troviamo la Cremonese, Pordenone e Vicenza a 41 punti, Frosinone a 40, Ascoli a 37, il Cosenza a 32, la Reggiana a 31, Pescara a 29, chiude la Virtus Entella già retrocessa, possiamo dire così, a 23 punti. C'è stato anche questo recupero in settimana tra Pescara e Virtus Entella, è finita 1-1, insomma, anche se molti si aspettavano forse la vittoria del Pescara, forse questa è una cosa in più, mister, che dovrebbe dare da sprone ai giocatori del Cosenza per cercare di fare proprio la gara con il Pescara e poi magari guardare i risultati delle altre, perché poi c'è questa giornata che si giocherà tutti alle 14, Ascoli Empoli, Brescia Spal, Cosenza Pescara, Cremonese Regina, Frosinone Pisa, Lecce Cittadella, Reggiana Pordenone Salernitana Monza, Venezia Chievo e Virtus Entella Vicenza. Sì, come hai detto tu, sicuramente un risultato magari inaspettato, proprio visto e considerato comunque la partita interna del Pescara, che tutti quanti davano per vinta, invece purtroppo e bensì per noi, per noi un pareggio sicuramente tiene distante magari dalla zona salvezza questo Pescara, che si viene a giocare tutto domani da noi, quindi una partita importantissima dove il Cosenza non la può sbagliare. Quindi concordo in pieno per quanto riguarda il discorso del pubblico, così pure come diceva sia Antonello che il mister, dà un apporto importante. Comunque è una squadra che la fa sentire importante in un momento difficile e quindi è giusto che magari il pubblico, i tifosi stiano vicino a questa squadra, perché per noi la salvezza diventa un aspetto fondamentale per tutto l'ambiente, per i tifosi, per tutto l'Interland che gli ruota attorno, quindi mantenere il discorso della Serie B è fondamentale veramente per tutti. Mister, c'è una domanda per lei, mister Giugno. Allora, vorrei chiedere a mister Giugno come si motiva il gruppo alla vigilia di una partita così importante. Per piacere non risponda che Occhiuzzi sa come fare. I nostri tifosi sono un po' premesso critici, che ho ecco. molta stima e molto rispetto per Roberto Occhiuzzi, quindi questo è un dato di fatto e non mi farà cambiare idea a nessuno. Al di là se Roberto è in grado di motivarli o meno, questa è una partita che si motiva da sé. Quindi la risposta è questa al tifoso che ha scritto. Cioè, questa è una gara che si motiva da sola, non c'è bisogno di andare a trovare particolari motivazioni, perché si rischierebbe di motivarla oltre il lecito. Quindi, cioè, se i calciatori del Cosenza in questo scontro che definirei tranquillamente drammatico, sportivamente parlando, perché sennò purtroppo di drammi nella vita ce ne sono ben altri, ma sportivamente parlando questo è uno scontro drammatico. Se i calciatori del Cosenza non hanno la capacità di trovare delle motivazioni importanti per questa gara, perché ci vuole il psicologo, l'allenatore per motivarli, siamo rovinati. Ecco, voglio dire, questa è una partita che si motiva da sola contro un Pescara che ha sicuramente grandi problemi, è una squadra che non è mai decollata come il Cosenza, forse il Pescara addirittura come organica era superiore a noi alla vigilia. Evidentemente se siamo arrivati a 4 domeniche dalla fine anche col Pescara e che non mi batte l'Endella, già retrocesso in casa, è una squadra che ha grandissime difficoltà. Però è ovvio che, come diceva Andrea prima, questa è l'ultima speranza, l'ultimo lumicino di speranza per la salvezza, se la giocheranno domani al San Vito Marulla. Quindi è ovvio che noi dobbiamo metterci quello che dicevamo prima, quel qualcosa in più, no? Per fare in modo
che facciamo nostra questa partita, perché non ci sarebbero poi se no nessunissima giustificazione più oltre questa gara qui. Come motivatore rispondo io magari al tifoso, perché... Anche perché mister ci hanno scritto anche di te a giugno che spieghi ad Occhiuzzi come deve giocare, perché Franco è un allenatore navigato. Non lo farei mai. No. Roberto è stato un mio giocatore per 4 anni, gli voglio bene quasi come un figlio. Io credo che Cosenza debba avere rispetto per Occhiuzzi e debba stimarlo e volergli bene, perché l'incongruenza del calcio da noi c'è sempre stata, però non può essere così esagerata. Se l'anno scorso Occhiuzzi ha compiuto un miracolo, vorrei ricordare 10 partite e 22 punti, e ha salvato una squadra che ormai tutti davano per retrocessa. Non si può pensare che l'anno scorso fosse il nuovo Van Gaal e quest'anno è un allenatore da Cetraro, non è così. Bisogna avere equilibrio. Roberto è sicuramente un bravo allenatore, è un ragazzo che è cresciuto negli anni, è un ragazzo che studia, che si applica. Andrea, come me, lo conosce benissimo, no, molto umile, un ragazzo molto molto umile, che probabilmente sta affrontando una cosa, forse un tandinello più grande di lui, ma questo lo aiuterà a maturare e a diventare davvero un grande allenatore. Ne sono sicuro con le parole del mister, perché effettivamente l'ostacolo oggi diventa molto, molto più difficile, è una salvezza da dover raggiungere, mentre l'anno scorso lo davano già per scontato, invece oggi ancora di più ha bisogno comunque di dare qualcosina in più al gruppo, e in questo caso, rispondendo al nostro tifoso, a livello di motivazione il mister ogni volta, racchiudo un aneddoto, ogni volta che finiva la conversazione dell'antigara mi guardava e mi diceva a me: com'è la situazione? Proprio per la motivazione che vedevo io nei confronti dei ragazzi negli occhi, e dico: vai tranquillo che oggi l'ammazziamo, perché sotto questo punto di vista dà una carica fuori dal normale. E in questo ero bravo, in questo ero bravo. Però Roberto, non so da dove le trovava le parole, però noi dicevamo sempre abbraccio, sì, come il grande Totò, no? Alla fine si riusciva a dare quella carica veramente forte che oggi il nostro Cosenza ha bisogno, cioè a dire quel coltello fra i denti, perché veramente è l'ultima spiaggia. Ecco, non ci dobbiamo girare attorno, bisogna battere il pescare e sperare poi dopo, strada facendo, partita per volta, però lo scoglio più difficile è questa partita qui, perché bisogna vincerla, appunto. C'è un'altra affermazione di un tifoso: scusate lo sfogo, penso che all'inizio del campionato il Cosenza se li ha giocati con molte squadre blasonate, mancava quell'attaccante che la metteva dentro, penso che Occhiuzzi sia una vittima di questo scempio. Sei d'accordo, Antonello, tu? È chiaro che la società ha grandi responsabilità in questo, non si può fare un triennale a Occhiuzzi, che lo poteva anche meritare, visto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, però poi non può essere lasciato solo, e solo intendo sia in termini di presenza di società nello spogliatoio, di far capire che indossare la maglia del Cosenza è una cosa importante, magari ci pensano i tifosi, ma i tifosi all'esterno non possono fare più di tanto, e sia perché poi inspiegabilmente il DS ha girato le spalle a tutti, e non solo, il presidente Guarasci non gli ha nemmeno rinnovato il contratto, quindi spiegatemi voi come si può fare calcio in questo modo e come si può iniziare una stagione in questo modo. Carissima Anna, Guarascio è inutile che si aggrappa agli specchi per prendere i soldi dei nuovi contratti di Sky, per questo ha detto che sarà un premio se ci sarà un premio se ci salviamo, non ha capito che il Cosenza è già retrocesso alla grande, sono felice per questo, non prende più una lira, viva la retrocessione, Guarascio vai via, Occhiuzzi sparisci da Cosenza, insomma ci sono... non lo so, però sicuramente c'è qualche tifoso che mister non vede di buon occhio sia l'operato del presidente Guarascio sia quanto fatto anche da mister Occhiuzzi, perché in molti ci scrivono che magari ha peccato forse di troppa inesperienza, mi viene da pensare anche alla Juventus, hanno preso Pirlo e l'annata non è andata benissimo. Però certo non è la colpa unica dell'allenatore. Forse secondo lei poteva battere un po' di più i pugni sul tavolo e chiedere qualche giocatore più di spessore per questo Cosenza, magari anche nel calciomercato invernale?
Ma noi siamo convinti che lui non lo abbia fatto questo. No, no, io dico secondo lei. Ecco, io sono convinto che Roberto abbia fatto notare, probabilmente a chi di dovere, dove la squadra fosse carente. Poi dopo sta alla società, insieme al direttore sportivo, prendere quei giocatori che servono per il progetto. Parlavamo prima a telecamere spente con Andrea, se io devo prendere un terminale offensivo che mi faccia fare un salto di qualità definitivo proprio perché mi devo salvare, ho bisogno di uno che mi faccia gol. Non vado a prendere Trotta, io basta leggere i curriculum dei giocatori, mica ci vuole uno scienziato. Questo è un giocatore che negli anni non è mai andato in doppia cifra, tranne se non sbaglio una volta sola quando giocava a Crotone. Ci sarà un motivo, mica stiamo dicendo che non è un buon giocatore, è sicuramente un giocatore di spessore fisico, magari è uno bravo a fare a sportellate, uno bravo a far venire sulla squadra, ma poi bisogna far gol. Allora io mi ricordo che in quel periodo il Cosenza non credo che l'abbia mai trattato, no? Però si parlava di Dionigi. No? Questo è andato ad Ascoli e sta facendo una differenza. La Cremonese che era sotto di noi a gennaio ha fatto un mercato importante e adesso è già salva. E allora nel calcio bisogna prendere o giocatori di spessore importanti, no? E andare sul sicuro, o essere così bravi ad andarli a prendere nelle categorie inferiori, giocatori di grande qualità, avere intuito, no? A cercare di capire dove sta il talento, lo vado a prendere in Serie C, come hanno fatto tanti club di B. Parisi gioca ad Empoli, l'anno scorso giocava ad Avellino, sta vincendo il campionato di B. E Mattia Lovato l'anno scorso giocava a Padova, adesso vale 30 milioni di euro, gioca col Verona. Come per dire, Mazzocchi gioca alla Reggiana, ha fatto già 8-9 gol, l'anno scorso giocava con Sud Tirol. Cioè basta avere un po' di lungimiranza. Io non ho i soldi? Benissimo, c'ho un budget ridotto? La bravura di un direttore sportivo, se ha il budget ridotto, andare nelle categorie minori e andare a scovare i giovani talenti per poi proporli in un proscenio più importante. Io la fermo, mister, perché c'è la pausa che incombe, ne parliamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Mister, tantissimi messaggi stanno arrivando, si è riformata la coppia, quindi... Dicevo, vedi com'è, è un piacere sentirlo perché poi giustamente siamo tutti orecchie, però io ogni tanto poi ci andavo anche a muso duro, perché non è che sempre lo lodavo, perché in alcune cose ha perfettamente ragione, in altre magari e ne discutiamo sempre. Il confronto è bello anche per questo, così come parlano anche i tifosi, scagliarsi solo e soltanto su Occhiuzzi in questo momento penso che non ha senso, perché la maggior parte delle colpe io non le darei a un ragazzo che ha trainato alla grandissima una stagione perfetta e che comunque è normale che oggi si trova in difficoltà, come diceva giustamente il mister, forse un qualcosa un pochino più grosso di quello che era il suo andamento e il suo comportamento, perché da questo punto di vista magari io dico anche la mia, Roberto in un momento particolare forse non ha battuto i pugni sulle scrivanie a chi di dovere per cercare di far cambiare la rotta di questa squadra. Ahimè si è accontentato magari con la sua grande educazione, con il suo grande saper fare, però poi alla fine oggi non gli sta dando risultati e giustamente tutti quanti sono contro di lui, però non darei la colpa esclusivamente al tecnico, ma darei la colpa a tante altre persone. A tante altre persone. Intanto qualcuno ci dice forza lupi nostri, crediamoci, un saluto a tutti e tre da Mario Scarlato. Questi sono i messaggi da tifosi veri, sempre quelli contro società e presidente. Se andremo in Serie C da tifoso sarebbe un dispiacere immenso, ma per Guarascio sarei la persona più felice del mondo. Insomma, messaggi un po' contrastanti. Buon pomeriggio, siamo arrivati ad un punto di questa stagione dove tutto ciò che è stato fatto, che poteva essere fatto, non conta più. Da tempo stiamo cercando di dire che serve essere uniti e puntare tutti insieme all'unico obiettivo dichiarato ad inizio campionato, e cioè la salvezza. Abbiamo 4 partite da giocare in 10 giorni e dobbiamo farlo senza pensare a statistiche, a chi sarà il nostro avversario di turno, a cosa faranno gli altri, eccetera eccetera. L'unica cosa che conta è che in questi 4 incontri saremo la squadra più forte al mondo, scritto in maiuscolo. Solo con questo pensiero bisogna scendere in campo ad iniziare da subito. C'è una partita da vincere, c'è una salvezza da raggiungere, tutti
tutto il resto non conta. Antonello, tu l'hai detto ad inizio, all'apertura trasmissione, insomma, voi siete uniti in questa battaglia, nel senso far capire alla squadra che queste sono le motivazioni in queste 4 gare che restano da qui alla fine del campionato, quindi insomma ribadiamo questo discorso. Certo, ricordo l'appuntamento di domani ore 12 davanti la Curva Nord, ma scusatemi, si parlava prima del mister, di Occhiuzzi, della società, cioè allora, la società non ha nemmeno stabilito un premio salvezza, la società ha esonerato di fatto l'allenatore per poi richiamarlo stoppando nel frattempo gli allenamenti dopo 2 giorni. Se per voi questo è normale, questo è proprio rovinare lo spogliatoio. Quindi voglio dire, operare in questo modo un allenatore diventa poi ancora più difficile. Quindi almeno noi tifosi cerchiamo di caricare e far capire ai giocatori in qualsiasi modo che la maglia rosso-blu è importante, e come si dice, no, tra noi tifosi, il Cosenza è una cosa seria. È uno slogan che sentiamo spesso. Il passaggio che diceva Antonello mi era un attimino sfuggito, lo vorrei riprendere. È ovvio che lì si è toccato veramente il fondo, cioè esonerare o allontanare di fatto un allenatore per 2 giorni, non permettendogli nemmeno di recarsi allo stadio per fare l'allenamento, produce 2 cose: delegittimare lo stesso allenatore nello spogliatoio, destabilizzare l'ambiente. Non ci sono dubbi su questo. Poi se loro sono stati in questi giorni bravi a ricombattere il tutto, meglio per noi. Però questo è, e questo è successo. Io ritorno Forse non si hanno le idee chiare, mister. certamente sì. Ma ritorniamo sempre alle come alle diceva solite Andrea parole. prima, se Poca devi programmazione cambiare, in tutto. se lo devi cambiare il tecnico, no? Visto che siamo a 13-14 partite, che questa squadra è nei play-out, cambialo 12 partite fa, 13 partite fa, quando puoi dare, quando c'è ancora il tempo per rimediare, quando puoi dare a un nuovo allenatore la possibilità e il tempo di capire bene che gruppo ha a disposizione. Ma fallo quando lo devi fare, non ha senso adesso. Tutto questo mi riporta alla mente il fatto della nostra dignità di cosentini e di tifosi rossoblù. Andrea è l'esempio ancora più di me. Noi 2 siamo tutti e 2 cosentini veraci, ma lui addirittura ha giocato nel sottoregione del Cosenza, è esordito in Serie B. Noi ce la sentiamo addosso questa maglia, questi colori. Io credo che questo sia una presa in giro, no, per un bacino d'utenza di oltre 700.000 abitanti, per un ipotetico 20-25.000 spettatori allo stadio ogni domenica. Noi non siamo... Io lavoro per lo Spezia, insieme a Mauro Meluso, che ritengo sia uno dei più grandi direttori sportivi d'Italia, nonché mio fratello. No, ma lo Spezia porta allo stadio, anche quando non c'è il Covid, di 7-8.000 spettatori. Il Crotone, che lavora alla grandissima, no, porta allo stadio anche in Serie A 7-8.000 spettatori. Il Cosenza, nelle condizioni di Spezia o Crotone, porterebbe allo stadio 25.000 spettatori. Questi signori questo devono capire. Il Cosenza deve essere davvero una passione che ti viene dalle viscere, se no meglio lascia stare, e bisogna avere rispetto per i tifosi come Antonello, che ce ne sono a migliaia sparsi per la provincia, che sono giustamente depressi, no, da una situazione così drammatica, no, e non oso pensare che cosa potrebbe accadere da qui a 3-4 partite. Non ci voglio proprio pensare. Adesso io non parlo più l'allenatore, adesso sta parlando un semplice tifoso come loro, no, che si sente questa squadra nel cuore da quando eravamo ragazzini, e non è che possa venire il primo presidente o il primo direttore sportivo a farci cambiare idea. Noi siamo cosentini dentro l'anima e vogliamo che questa squadra rimanga in B, indipendentemente dai ruoli che ricopriamo adesso ognuno di noi. Perché è un patrimonio non solo per la tifoseria, per la città, un patrimonio per tutti. Certo, anche a livello turistico, anche a livello di immagine per la città. La Serie B è fondamentale per noi, e siccome
3 anni fa l'abbiamo raggiunta in modo rocambolesco, lo vorrei ricordare, non previa programmazione, perché quell'anno siamo arrivati settimi in campionato. Poi hanno tolto i punti a Siracusa e Matera e ci siamo trovati al quinto posto. Abbiamo fatto dei playoff che sembravamo il Real Madrid, cioè una cosa che succede una volta ogni 100 anni. Ma mica noi ci troviamo in B perché avevamo programmato, anzi venivamo da un campionato mediocrissimo perché il Cosenza in C che arriva sesto settimo è un campionato mediocrissimo. Però la provvidenza ha voluto quella volta che tutte le cose andassero al posto giusto al momento giusto e ci siamo ritrovati in Serie B. Adesso perché dobbiamo perderla questa Serie B? Perché togliere la gioia alla nostra città, alla nostra provincia, di godere di un buono spettacolo? Certo. Perché la Serie B è un buono spettacolo, la Serie C ci riporta alle partite di depressione tecnica, come le chiamo io. Antonello, ti vedevo che innanzitutto prima ti ho visto mentre il mister parlava, diceva quelle prime affermazioni, lo applaudivi perché eri d'accordo con quello che stava dicendo e poi volevi aggiungere forse tu qualcosa. Vabbè, certo, cioè essere tifoso di una squadra importante come quella del Cosenza, poi però l'importanza deve provenire anche da chi gestisce la società, anche da chi scende in campo, ma soprattutto da chi gestisce e organizza la stagione. E vorrei ricordare che i 4 milioni e mezzo che puntualmente vengono vengono gestiti per ogni stagione sono più che sufficienti per fare un campionato per la salvezza, però presuppongono una gestione fatta come si deve e un'organizzazione precisa, se no poi facciamo parole a vuoto, no? Modello Cittadella, il modello Cittadella spende molto meno del Cosenza, però ha un'organizzazione nettamente migliore, da calcio, quasi guarda solo a una società di capitale, entrate e uscite, è finita là, c'è il calcio, ci sono i campionati, c'è il calciomercato, ci sono i tifosi, ci sono gli abbonati, ci sono le partite, bisogna prendere i giocatori giusti al momento giusto, non è questione di spendere più soldi, un Bakoku in meno è un osservatore in più, dico io. Cioè, vi ricambiate gli applausi, cioè. Sì, è così, una società si organizza così, ripeto, se io non ho molte energie economiche, mi devo inventare delle situazioni per cui sia in grado poi di trovare giocatori magari in erba che possono diventare dei campioni. Allora mi circondo, viva Dio, di Andrea Spinelli che è un competente di grande qualità, di Antonello o di John Travolta come lo chiamo io, li mando in giro per i campi a vedere, di scoprire ragazzi che possono diventare un giorno domani un campione e li compro con 4 soldi. Allora questo non lo faccio, i soldi per comprare i giocatori importanti non li ho, una struttura tecnica non ce l'ho, perché Cosenza non ha una struttura come ce l'ha il Crotone, come ce l'ha la Regina, per poter far allenare il settore giovanile come Dio comanda, una foresteria, no, non ce l'ha. Abbiamo tantissimi giocatori in prestito, di cui su molti stenderei un velo pietoso. No, qualcuno di questi è bravo, vogliamo fare un nome, Falcone è un prestito libero, ma nemmeno con diritto di riscatto, è un prestito libero, cioè come finisce il campionato se ne torna alla società di appartenenza, cioè la Sampdoria. Allora fatemi capire che progetto è, che programmazione è. Visti gli infortuni e le squalifiche, pare che si prosegua con il 3-4-1-2. Ci sono invece rumors che mister Occhiuzzi chieda alla squadra di farne un'interpretazione meno rigida, con un solo attaccante puro e schierando contemporaneamente Balulì e Tremolada, con quest'ultimo molto più avanzato, quasi di punta. Cosa ne pensa mister Giugno? Fermo restando ovviamente il cuore oltre l'ostacolo. Iniziamo con mister Spinelli. Così io copio dopo, no? Sì, ripeto, oggi a 4 giornate dalla fine il modulo conta tanto quanto, sicuramente conta più la testa dei calciatori, in questo momento sicuramente il tecnico ce l'ha sotto mano e quindi metterà il meglio di una formazione in campo perché, ripeto, non ci sono altri ostacoli, non ci sono altre parole da aggiungere, il Cosenza deve fare 3 punti se vuole ancora sperare, quindi al di là dei moduli e al di là magari delle condizioni fisiche, perché, ripeto, durante la settimana si crea
e si costruisce la vittoria. Come dicevamo noi col mister, la domenica deve essere uno spettacolo, perché tu comunque durante la settimana vai a lavorare su determinate situazioni in campo e vai a delineare quello che poi dovrebbe essere lo scenario finale, e lì la domenica ci si deve solo divertire. In questo momento magari, ecco, mi preoccupa più un pochino l'aspetto mentale di questa squadra, perché veniamo da una situazione non facile e quindi magari bisogna sopperire anche a quest'altro sacrificio. Però i ragazzi, ripeto, sanno già che sono all'ultima spiaggia, devono vincere, non c'è niente da fare. Mister, ti chiedo invece, si può fare una preparazione atletica mirata per queste 4 partite per avere il Cosenza che corre a mirle, secondo te? No. Adesso bisogna raschiare il fondo del barile e soprattutto lavorare sulla testa dei giocatori e sulle motivazioni. Parlare di preparazione non esiste, cioè tutti quelli che magari, se qualcuno inculca in qualche tifoso queste dicerie, mette solo della confusione, quindi anzi bisogna addirittura diminuirli i carichi adesso, no? Perché andare a caricare in questo momento potrebbe voler dire appesantire, no? Imballare, come si dice in gergo, i giocatori. E come dicevamo prima, noi ci definiamo, come ci definiscono, noi chi siamo, che cosa portiamo sullo scudetto del petto. Noi portiamo l'effigie di che cosa? Di un lupo? E allora noi domani dobbiamo azzannare al collo l'avversario come i lupi. Questo bisogna fare. Palla al centro, pronti via, azzannare l'avversario come i lupi, 1 contro 1 fino alla morte. Questo è il concetto. Altre alchimie non ce ne sono, e se qualcuno le propone sarà un Re Artù o un Mago Merlino che io non conosco. Ecco il motivatore. Esce in lui, cioè, hai capito perché poi alla fine ti fa, ecco, ti tira fuori il tutto, il meglio di te stesso, perché domani è una guerra, non è più una battaglia, domani bisogna vincere la guerra. Diceva il grande Gianni Di Marzio che se non prendi i giocatori di categoria è inutile che giochi specialmente in Serie B. Poi ci sono grande mister, parole sante, Messias faceva il magazziniere, Ursino Dal Gozzano l'ha portato in Serie B con il Crotone e ora sta facendo un grande campionato. Bravissimo, bravo. D'accordissimo con l'analisi di mister Giugno, però quanto si pensa che la rosa sia almeno da salvezza bisogna essere onesti, porsi la domanda e dire che forse il problema sia la guida tecnica, se no sembra che Occhiuzzi allena 4 brocchi e lui è incolpevole sulla situazione attuale. Io come tanti tifosi vorremmo sapere una volta per tutte perché il nostro mister non ha fatto più giocare il giovane Anzulas. Guarda, noi non abbiamo detto che Occhiuzzi non abbia delle responsabilità, abbiamo perché detto, non sarebbe giusto. Una piccola parte rispetto a tanti anni. L'altro giorno mi sono sentito con lui, abbiamo parlato un bel po'. Roberto ha delle responsabilità, è ovvio, nel momento in cui sei l'allenatore di questa squadra hai delle responsabilità, sicuramente, poi per cercare con puntiglio quali siano ci dovremmo essere dentro alla cosa, quindi non ci siamo, io non mi permetto di dire se avesse fatto giocare quello o quell'altro giocatore, perché poi lì bisogna, come diceva Andrea, bisogna essere sul campo tutta la settimana per valutare chi debba scendere in campo la domenica. Io questo non lo posso fare, non ho la presunzione di farlo. Io credo che Roberto abbia delle responsabilità sicuramente, ma le responsabilità maggiori, ripeto, le responsabilità maggiori sono da ricercare altrove e abbiamo detto dove prima. Quindi, che ti devo dire? Io l'ho sentito per telefono, è motivatissimo, sta soffrendo le pene dell'inverno, questo ve lo possiamo garantire, sia io che Andrea, perché Roberto come noi è un grande tifoso del Cosenza, da quando aveva 14 anni, da quando lui da Cetraro venne a fare il settore giovanile col Cosenza, no? Poi andò via, poi ci ritornò per vincere da calciatore 2 campionati di Serie D e di Serie C. Lui ha sempre portato questa squadra del cuore, quindi io mi metto nei suoi panni, uno come noi che allena la squadra della nostra città e non riesce a trovare il bando della matassa per poterne uscire, vi posso garantire che ci soffre le pene dell'inverno. Poi che vi devo dire,
sono d'accordo col tifoso, sicuramente lui ha delle responsabilità, poi magari ce le spiegherà a fine stagione se è stato troppo permissivo, come diceva Andrea prima, se magari si è fidato troppo di chi stava intorno a lui, di chi gli costruiva la squadra. Giustamente poi mister... Prima parlava, quel signore parlava di Messier, no, è quello che dicevo prima io, no? Questo giocava a Gozzano. No? L'anno scorso l'ho preso il Crotone, l'anno scorso ho visto tante volte sto ragazzo in B, l'ho preso il Crotone grazie ad Antonio Soda che lo allenò l'anno prima a Gozzano, siccome Antonio Soda è di Crotone, lo consigliò a Ivrenna. Ma questo è un piccolo esempio, vogliamo parlare di Di Lorenzo del Napoli, 2 anni fa giocava in D. Ma ti posso fare decine di esempi di grandi giocatori giovani che possono essere cercati nelle categorie minori, ma però ti dico una cosa, io conosco, lavoro, sono amico di tanti direttori sportivi importanti, no? Ma bisogna andare in giro a trovare i giocatori, mica puoi aspettare che te li portano a casa, O avere degli osservatori che ti indicano la ma devi andare in giro a cercarli, mandare qualcuno che lavori per te per cercarli, perché a casa non te li porta nessuno, con la concorrenza che c'è, hai voglia, se c'è un giocatorino bravo c'è sempre qualcuno sopra, poi chi arriva prima a prenderlo è più bravo. Certo, è così. Leggiamo qualche altro messaggio. Quando le cose non vanno bene, purtroppo i leoni di tastiera vanno a peggiorare la situazione. Come diceva uno spettatore, Occhiuzzi ha colpe ma minime. Noi tifosi dovremmo solo incitare i calciatori onde evitare i casi tipo Baez, che per la stragrande maggioranza era scarso. Ha dovuto cancellare gli account social per le critiche feroci, gli insulti e le minacce che riceveva. Stando alle critiche di alcuni tifosi non dovremmo nemmeno giocare. Ma a cosa serve insultare questo, quello è scarso, quell'altro non si impegna, quello si vende le partite, lo spogliatoio è spaccato, basta, salviamoci, facciamo ognuno per sé la propria parte per rimanere in Serie B e poi a fine maggio tireremo le somme, dice questo nostro tifoso mister. In più dice fate giocare Tiritiello centravanti, Carretta e Corsi in tribuna, poi come dicevamo prima bisogna capire qual è la situazione della squadra, come stanno, se stanno bene. Ricordiamoci che domani non c'è neanche il giocatore insomma, di S16 come viene chiamato perché è squalificato e quindi non ci sarà neanche lui in campo. Giustamente come dice il tifoso, adesso a 4 partite dalla fine non puoi parlare di nulla, devi stare vicino a questi ragazzi il più possibile, cercando di trasmettergli tutta quella sensazione possibile e immaginabile per poterli azzannare, come ha detto il mister, perché a 4 giornate dalla fine le sensazioni ormai sono quelle, non bisogna dare la colpa a nessuno, si è arrivati, magari speriamo e ce lo auguriamo tutti che il nostro Cosenza si possa salvare e che per l'ennesima volta ci sia la possibilità veramente di potersi sedere, come diceva Antonello prima, e di capire che cosa si vuole fare, perché la programmazione oggi è diventata fondamentale sotto tutti i punti di vista, quindi creare un settore giovanile, creare un gruppo scouting che ti dia una mano se non vuoi investire dei soldi. Noi nella nostra provincia abbiamo tantissimi ragazzi veramente eccezionali, oggi ci sono 2000, 2001, 2002, li vediamo che esordiscono in Champions League e non vedo il perché non li possiamo far giocare noi a Cosenza magari in C o in B, quindi bisogna avere anche a volte il coraggio e a noi questo coraggio purtroppo manca, però ahimè se poi non abbiamo la possibilità economica per poter affrontare un mercato di un certo tipo, allora bisogna fare virtù di quello che si ha. Salve, ottima analisi del mister Franco Giugno, sono certo che Occhiuzzi a gennaio è stato altamente tradito da un mercato che non avallava, troppo facile dall'esterno dire che non doveva battere i pugni sul tavolo, no, io ho detto forse, non ho detto che doveva battere, anziché rinforzare la squadra hanno venduto Baez ad una diretta concorrente, il povero Occhiuzzi è stato messo lì come allenatore e non gli è stata costruita una squadra degna della categoria, questa è la sacrosanta verità, però mister io guardavo adesso un po' di statistiche che riguardano questa sfida fra Cosenza e Pescara, ma non sono forse secondo te troppo poche 5 vittorie, se non sbaglio sono 5 le vittorie del Cosenza per poter centrare questa salvezza?
Dio mio, so che insomma è una squadra, cioè ci sono tante squadre importanti, però ad inizio stagione, se non sbaglio, con molte squadre abbiamo giocato alla pari, squadre che comunque adesso si trovano in alta classifica. Sì, ma all'inizio stagione abbiamo giocato alla pari perché comunque eravamo più freschi, c'era più entusiasmo e l'organizzazione tattica la fa da padrona quando c'è la condizione fisica. Quando le squadre incominciano a stancarsi poi vengono fuori i veri valori, no? Ma al di là di questo, poi a gennaio molte squadre come la Cremonese si sono rafforzate moltissimo, come l'Ascoli si sono rafforzate moltissimo, noi ci siamo indeboliti addirittura. Ma rispetto all'anno scorso vorrei farti una precisazione. L'anno scorso se Occhiuzzi è stato capace poi, insieme alla squadra ovviamente, no, di invertire un pronostico che ci stava già retrocessi, e perché aveva comunque, ti vorrei ricordare, sulle ali aveva Casasola e Baez, Riviere e Asensio davanti, cioè aveva una grande squadra. No, almeno, almeno nella parte offensiva, in più Bruccini, ma i 4 davanti erano davvero qualcosa di fenomenale per la Serie B. Di questi 4 mi devi dire chi è rimasto, no? E con chi sono stati sostituiti. Il concetto è quello. Se l'anno scorso era già una squadra che aveva dei problemi, perché se eravamo praticamente retrocessi, era una squadra che aveva... Poi sull'entusiasmo e sulla qualità del reparto offensivo, Occhiuzzi ha costruito la salvezza. Certo. Adesso la squadra è ancora più debole, il reparto offensivo è pressoché nullo, perché siamo il peggior attacco d'Europa, non solo d'Italia, no, certo, d'Europa, vuol dire che non c'è qualità. Poi l'allenatore, ripeto, mica si inventa l'acqua calda. Però è una squadra assolutamente più debole dell'anno scorso, costruita malissimo nel mercato di riparazione, con giocatori che non hanno mai giocato perché sono sempre infortunati e non ci voleva, ripeto, Merlino per capire se Bakoko stava bene o no, perché viva Dio, lavoriamo nell'era dei computer, nell'era di internet, possiamo avere tutte le informazioni che vogliamo su un giocatore adesso, non è 30 anni fa. Quindi abbiamo fatto il discorso di Trotta di prima, no, io prendo un giocatore come terminale offensivo perché mi deve fare 15 gol, perché mi devo salvare, vado a prendere un giocatore che ha una media gol di 5-6 gol a campionato. Quindi questa è la media gol di Trotta, andate a vedere i curriculum. Cioè io non parlo perché mi piace dire delle fesserie, io quando noi facevamo le campagne acquisti, al di là che ci informavamo anche dei peletti che avevano nel naso i giocatori che prendevamo, no? Ma andavamo a vedere i curriculum. Se io prendo Spinelli e mi serve per fare un certo tipo di lavoro, vado a vedere in quei 5, 6, 7 anni come l'ha svolto questo lavoro. Lo facevamo noi 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa. No, voglio dire, a maggior ragione si può fare adesso. E questo non è stato fatto. È stata fatta una campagna acquisti alla armata Brancaleone, se vogliamo dire, con grande rispetto per il grande Vittorio Gassman, no? Ma questo è. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Mister, subito una domanda per te, no a te. Mister Giugno, l'operazione Falcone porterebbe nelle tasche del Cosenza 500.000 euro, in quanto c'è il diritto di riscatto a 50.000 euro e contro il riscatto a 550.000 euro. Se questo sono non contento, lo sappiamo, non so se è così. Questo sono contento, ma non credo proprio che sia così. Però se così sono contento, ma non credo proprio che sia così. Occhiuzzi sta pagando colpe di una società che gli ha costruito una rosa malissimo e non adeguata. Ottima analisi quella di Antonello, però a questo punto la responsabilità è del settore tecnico e non di Guarascio. Troppe parole, adesso è il momento di fare per la squadra, per non andare in Serie C, insomma sono tantissimi messaggi che ci stanno arrivando, il vero e unico responsabile di questa situazione si chiama Eugenio Guarascio, speriamo che metta in vendita la società. Occhiuzzi per la Serie B è inesperto, si è lasciato illudere forse da 3 anni di contratto, avrebbe dovuto subito dimettersi quando a settembre si è iniziato il ritiro con 6-7 giocatori. Purtroppo siamo in Serie C, questo ce lo scrive
Antonio da Senigallia, che lo salutiamo. È facile fare i tifosi dei grandi calciatori e quando le cose vanno bene bisogna incitare invece quelli meno dotati tecnicamente, non c'è bisogno di fare nomi, anche perché se ne facciano una ragione, ma in queste 4 partite per forza di cose molti di questi giocatori giocheranno. Io non capirò mai a cosa serve denigrare ripetutamente un calciatore. E no, non è che stiamo denigrando assolutamente, noi stiamo interloquendo, stiamo cercando di dire cosa ne pensiamo, stiamo vedendo un pochino di trovare il bandolo della matassa, mister. Purtroppo poi ci sono i tifosi più sanguigni ed il pensiero è normale che non siamo tutti quanti uguali, ognuno la pensa in una maniera, soprattutto per chi ha gli addetti ai lavori. I tifosi sicuramente parlano con il cuore e sotto tutti i punti di vista bisogna stare molto, molto attenti. Noi in trasmissione si prova, e lo abbiamo ribadito anche in altre circostanze, possiamo solo parlare perché effettivamente poi non conosciamo il vero problema della settimana e dello spogliatoio, perché solo chi è lì dentro riesce a capire lo stato d'animo di questi ragazzi e bisogna dargli il supporto giusto per cercare di fargli cambiare rotta. Dall'esterno è solo e soltanto un vous parlez. È normale che noi in questo momento, quando diciamo che forse il mister aveva la necessità e il bisogno di battere il pugno, non è che magari non si è fatto rispettare, perché magari gli è stato proposto e lui ha accettato determinate situazioni. In altre occasioni io mi sono trovato con questo signore che è a fianco e ha fatto volare le scrivanie. Cioè, allora, poi bisogna capire le persone, bisogna capire i caratteri e lì, ecco perché noi abbiamo detto forse doveva battere il pugno, però in questo momento ormai non serve più a nulla, bisogna stare vicini. Al passato, certo. L'ultimo dramma è stato fatto con l'allontanamento del tecnico, quindi questo fa capire anche a un intero ambiente che a livello di programmazione è alle spalle di questo ragazzo che, ripeto, io non gli do tutte le colpe, assolutissimamente, evidentemente c'era già qualcosa di marcio sotto, quindi ecco, non scivoliamo le colpe su tanti, diamogli la possibilità di poter ricompattare un gruppo, diamo la possibilità di poter sperare ancora in una salvezza, perché io penso che ancora una volta questo Cosenza sia avvantaggiato dagli scontri delle altre squadre, quindi pensiamo a fare il nostro e poi vediamo subito dopo cosa succede. Non so se ancora abbiamo in collegamento Antonello, in bassa frequenza non lo vedo, quindi eccoti, adesso ti vedo. Antonello, dicono, vogliamo ricordare Lecchini di Guarascio che a luglio Trinchera litigò con il presidente per richieste lecite che lui non ha voluto accettare, quindi secondo alcuni l'unico colpevole è il presidente. Tu la pensi allo stesso modo? Ma quando si fanno questo tipo di stagioni è logico che tutti hanno una responsabilità tra staff tecnico e ovviamente chi poi gestisce tutto quanto dal di sopra. Ma prima l'ho detto, cioè non è possibile fare un triennale allenatore e lasciare in scadenza un direttore sportivo. Quindi già questo si è partiti con un piede sbagliatissimo e ancora di più non si è recepito il campanello d'allarme dell'anno scorso. Perché poi erano tutti contenti che ci hanno salvato all'ultimo minuto, ricordo grazie anche a un gol di Garritano del Chievo. Certo. Però lo ricorderemo per sempre. È stato un passo indietro, 2 passi indietro rispetto all'anno prima, però questi cambi d'allarme suonano a vuoto. Io ricordo che su Falcone c'è il premio valorizzazione di 500.000 euro, è il premio valorizzazione, quindi 700 bytes più 500 Falcone, fatevi il conto. Voglio dire, si poteva investire. Una sola persona esce vincente allora. Meno male che almeno l'abbiamo questo ragazzo in porta, meno male. Volevo ritornare un attimo al discorso di prima, ma non per mettere benzina sul fuoco, assolutissimamente, però con questo signore qui che io ho al mio fianco, nel momento in cui noi a Monopoli, non parlo di cifre perché è preferibile non parlarne di cifre, che non esistono nel calcio attuale. Comunque, questo signore qui, quando non gli hanno detto mi devi prendere questo, mi devi prendere quello, mi devi prendere quell'altro, e quello ha detto sì, ma vediamo,
Gli abbiamo strappato tutto e ce ne siamo andati, quindi dipende anche a volte dalla personalità delle persone. Cioè, se una cosa non ti sta bene, se un qualcosa non ti piace, se un qualcosa non lo accetti, non è detto che devi accettare per forza. Prenditi le tue valigie e vai via, punto. Forse magari è stato tradito dalla troppa passione per questi Ma la colori. passione ce l'hanno i cosentini, gli altri non lo so se è passione o lo fanno per altro. Ma forse lui non si riferiva al tecnico, si riferiva forse al direttore sportivo, non lo so. Ma è normale, è normale, è normale. Abbiamo parlato prima di Trinchera che non aveva accettato determinate situazioni. A Cosenza aveva avuto la lite con il nostro presidente. Allora, se non accetto determinate situazioni, oppure una volta che accetto determinate situazioni vado fino in fondo e non torno più su queste cose qui, perché o accetti o non accetti, o è bianco o è nero, perché sennò altrimenti si arriva alla fine e grigio non esiste. Stiamo a dire questo, quello, quell'altro, quando noi, ripeto, non conosciamo la situazione e quindi non siamo in grado neanche di giudicare. Mister Giugno, stavo leggendo adesso proprio il sito del Pescara Calcio, ci sono 3 che tornano negativi dei 6 ragazzi che ancora hanno risultati positivi. Secondo lei questo fatto di aver contratto il Covid e quindi magari di venire da un periodo di magari un po' più fermi, non essersi allenati insieme al gruppo, può magari aiutare in questa fase anche essere un vantaggio per il Cosenza? Ecco. Guarda, è come non mi discosto da quello che ti ho detto prima, in queste ultime partite si annullano tutti i fattori, conta solamente la voglia di fare, conta la rabbia, la determinazione feroce che uno mette in campo per ottenere un risultato. Questo vale sia per noi che per il Pescara. È ovvio che se il Pescara viene domani a San Vito con 2 o 3 elementi dei titolari in più rispetto a domenica scorsa, magari è un cliente un po' più tosto. Però tu domani potresti avere di fronte pure il Barcellona di Guardiola, no? Ritorniamo al discorso di prima. Palla a centro, pronti via, vanno presi per il collo, no, dal primo minuto, portando una pressione altissima su ogni portatore di palla avversario per fargli capire chi comanda la partita. Questo bisogna fare questo imponendo il nostro dal primo minuto, cercando il gol dal primo minuto con grande rabbia e determinazione, sopperendo magari a mancanze tecniche con applicazione, volontà e determinazione feroce, come dicevo prima. Parliamo di Regina, mister, perché no, abbiamo parlato un'intera puntata anche del Cosenza, perché la Regina a questo punto della classifica si trova solo, se non sbaglio, a un punto solo dai play-off, scusate, non play-out. Io l'avevo detto a inizio stagione, quando le cose non andavano benissimo, qualcuno mi ha anche criticato, quando dicevo ma questa Regina può ancora ambire ai play-off, e invece con l'arrivo di Baroni questa squadra si è ripresa, insomma durante il mercato invernale è stato cambiato tanto. Io ti vado a leggere una notizia che ha scritto proprio adesso un comunicato stampa sul sito della Regina, dove c'è, insomma, a seguito di alcuni test molecolari effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività ad un appartenente al gruppo squadra, quindi non so se magari anche questo queste ultime 4 sfide che restano può condizionare non poco il finale di stagione. Ma sì, sicuramente ecco, va visto, perché al di là magari ecco, solo e soltanto dell'aspetto tecnico, purtroppo quest'anno con questo discorso del Covid è diventato difficile per tutti quanti, quindi è normalissimo che tutte le squadre hanno avuto delle difficoltà, ma in questo caso la Regina, e noi ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, con l'organico che magari era stato costruito ad inizio stagione, sicuramente mister Toscano forse non ha avuto il riscontro giusto, positivo, per quello che si sarebbe aspettato tutta la piazza di Reggio Calabria. Il presidente ha fatto la cosa fra virgolette più giusta, perché a volte poi succede così, perché non si può mandare via un'intera squadra, si manda via il tecnico, ma non succede a Reggio, non succede a Cosenza, è successo in altre occasioni, quindi sotto questo aspetto ha mandato via il tecnico, ha fatto una scelta ponderata, mirata, perché erano gli obiettivi sicuramente della società e del presidente, ha preso un tecnico vincente, un tecnico che conosce benissimo la categoria, gli ha messo a disposizione i 4-5 giocatori che ha chiesto il tecnico a gennaio, e quindi oggi si ritrova veramente con un entusiasmo particolare, perché può fare benissimo i playoff, può rientrare con l'entusiasmo giusto di queste 4 partite
e mi auguro anche che ci possa dare una mano a noi, perché mi sembra che c'è una delle dirette concorrenti nostre. Sì, quindi Cremonese già, Ascoli, Lecce e Frosinone. E quindi sotto questo aspetto può frenare la corsa di qualcuno e dia la possibilità anche a noi di poterci aggrappare a questo carro della salvezza, quindi speriamo bene. Mister, come la pensi tu sulla Regina? Beh, la Regina è un organico importante, ma già all'inizio, quindi credo che quello che abbia portato Barone sia stato, a differenza dei problemi che ha avuto Mimmo, una gestione più autoritaria, no, nel rapporto con i giocatori, diciamo, le presunte star, vedi Menez. Cioè Barone ha messo i puntini sulle i dall'inizio e ha fatto capire che il leader di quel gruppo è lui. Tutti gli altri si sono dovuti adeguare, a cominciare da Menez. Quindi poi la squadra è stata aggiustata sicuramente anche nel mercato di gennaio. La Regina adesso si trova ad ambire a un posto playoff che comunque, non ci dimentichiamo che nelle tradizioni di questa società ci può stare tranquillamente. Cioè la Regina ha grandi tradizioni, 8-9 campionati di Serie A consecutivi, quindi voglio dire, è una squadra che era stata comunque all'inizio costruita per cercare di ambire ai playoff, quindi poi ripeto, è stata modellata, è stata riaggiustata, il cambio del tecnico a volte, e ci siamo capitati tutti in un esonero, non è una vergogna essere esonerati, è stato cacciato Arrigo Sacchi che per me rappresenta il non plus ultra, quindi possiamo essere cacciati tutti, cioè, questo è il calcio che è, come diceva Andrea, se le cose non vanno bene la società ha il diritto dovere di tentare altre strade, a Reggio è stato fatto questo con grandi risultati, magari in altre parti vedi Crotone, no, non è servito a niente, certo. però uno prova a dare quella sferzata a dare una sterzata, è così, ma è sempre stato così, mica... io nella storia non ricordo un grande allenatore non esonerato, Capello, Lippi, Trapattoni, tutti, almeno una volta, cioè questo che non vuol dire che tu non rimani un grande allenatore, magari in quella stagione ti gira tutto male, ti gira tutto storto, qualche giocatore che tu avevi intenzione di farti prendere per le caratteristiche del tuo gioco che avevi in mente non te l'hanno preso oppure quello che hai preso ti delude, quindi bravissimo, ci può stare. Bravo. Le cause poi possono essere tante, a volte è un puzzle, no? Tu cerchi di costruirlo nel miglior dei modi, poi noi almeno quando costruivamo... ma sicuramente non a 4 domenica dalla fine, ecco. Infatti, lì ripeto, rischiamo davvero di vederci nel Natale in casa Cupiello. Noi abbiamo avuto modo di poter costruire le squadre anche con alcuni personaggi illustri oggi del calcio, no? Uno era Massimo Mirabelli, ex direttore del Milan, e lui diceva anche questo, perché poi alla fine è anche grande esperienza. Quando tu vai per aggiustare, a volte non devi togliere 4, 5, 6, 7 persone, non servono. Se tu vai a modificare un assetto di una squadra, che comunque hai l'idea di costruirlo, servono 1 o 2 pedine. Non bisogna sbagliare a luglio, non bisogna Anna. Poi, ecco, non bisogna sbagliare a luglio. Se a luglio vai in ritiro con 8-9 giocatori, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma a luglio si fanno le squadre. A novembre una volta, quando il mercato era a novembre, adesso a gennaio si aggiustano, si dice, o si tenta di aggiustare, mica è sempre sicuro che l'aggiusti, però vai a toccare 1, 2, 3 pedine, non certo. puoi rivoluzionare un organico a gennaio, cioè non esiste, vuol dire cattiva programmazione, io non voglio dire incompetenze, ci mancherebbe, ne guarderei perché sarei un presuntuoso, ma sicuramente cattiva organizzazione, cattiva programmazione, le squadre si fanno a luglio, tutte le squadre si fanno a luglio. Un motivo ci sarà. E ci sarà, certo. Antonello, la Regina ha preso 11 calciatori nuovi a gennaio, ha rivoluzionato la rosa, ma questo perché ha cambiato anche il tecnico, quindi magari il tecnico ha dettato determinate caratteristiche che a gennaio anche il direttore sportivo Taibi è riuscito a portare in seno alla squadra Amaranto. Mi riallaccio al discorso di Mister Giugno, ha ragione, in provincia ci sono tanti bravi giovani, ma nessuno
li va a vedere. Un saluto a mister Spinelli da Montalto. Ci sono tifosi che parlano prima con i sensi, poi con il cuore. Franco Giugni ha esposto benissimo i motivi del disastro di questo campionato. Tranne Crecco, a gennaio abbiamo solo peggiorato. Comunque Cosenza non merita quello che gli è stato perpetrato. Antonello, sarai d'accordissimo con questo? Ma questo rientra nel concetto di organizzazione e di gestione di una stagione. Noi da più anni, gennaio lo vediamo come una fase di completamento della rosa, ma a gennaio che cosa vuoi completare? Semmai puoi riparare, ma non hai un'ampia scelta, soprattutto se poi non metti i soldi. Quindi le squadre, come diceva Franco Giugno, si devono fare a luglio e agosto, cioè nel primo mercato, dove tu lì hai più ampia scelta. Poi ovvio, capita qualche calciatore che non ti rende e lo vai a sostituire, però poi se tutto devi fare a gennaio e i giocatori di categoria, vabbè, lo metto tra virgolette, li andiamo a prendere solo a gennaio e facciamo un mercato di speranze e di promesse e di attese, è logico che poi diventa tutto più difficile e regaliamo 8 mesi di campionato agli avversari, come è successo anche l'anno scorso e si è ripetuto pedissequamente anche quest'anno. Io un'ultima... dimmi mister. Di Antonello, e mi perdono se parlo così, no? Perché da un punto di vista tecnico sicuramente quelli che sono arrivati non sono meno a nessuno, però non sono giocatori pronti, non sono giocatori che sono stati causa positiva di un gruppo, di una squadra. Abbiamo dovuto aspettare che qualche giocatore si metta a posto per poter darci una mano, ma noi non siamo nelle condizioni di fare questo. E quindi speriamo bene. Faccio un esempio a grandissimi livelli, no? Quello che dice Andrea è sacrosanto, è una sacrosanta verità. A grandissimi livelli è successa una cosa più o meno uguale. Mandžukić, preso dal Milan, inattivo da 8 mesi. Non ha reso quello che Cioè, sono stati spesi solo dei soldi, ma non è per colpa sua o perché Mandžukić non è un grande giocatore come era prima. Ma giocare di questi tempi a grandi livelli, se non hai un'ottima condizione, no, che ti sorregge, vai davvero in grande difficoltà. Che cosa è successo al Milan? Avranno accelerato i tempi e il ragazzo si è fatto più volte male, non ha giocato più. Quindi questi errori mica li fa solo il Cosenza, li possono fare anche grandi società, ma non andrebbero fatti. Se io devo completare un organico per fare in modo che la mia percentuale di pericolosità aumenti di un 5%, devo andare a prendere Andrea Spinelli che lo compro mercoledì e domenica già può giocare. Certo. Viene da un'attività prolungata, che non ha perso condizione, è già pronto per giocare, al di là del fatto tattico che poi va bene, lo correggi man mano, ma deve essere già pronto ad essere messo in campo la domenica successiva. Cioè Cosenza ha bisogno di giocatori pronti per aumentare il tasso tecnico della squadra, visto che ci dovevamo salvare. Tu prendi 2 o 3 giocatori che per andare in condizione ci vogliono 3 mesi, siamo già retrocessi. Ecco, quello è il concetto, che poi non ci vuole Franco Giugno a venire di queste cose, ma mica io voglio assurgere a Sandone di niente. Non esiste, io dico quello che penso, credo che il calcio sia uguale ad ogni latitudine, cambiano il proscenio, cambiano i protagonisti, ma il calcio è uguale a ogni latitudine. Gli errori che si possono fare in promozione si possono fare in Serie A uguale, cambiano gli aspetti, certo, la qualità, ma è quello. Allora il concetto è questo, è semplice. Io mi devo salvare, devo prendere 2 giocatori pronti che li metto dentro domenica e mi danno una mano, mi danno quella che mi fanno fare il saltello di qualità. Antonello, che volevi dire? Sì. Appunto, sulla scorta del ragionamento che si faceva, io ho detto tra virgolette di categoria, nel senso che sono giocatori che non giocano, quindi li devi aspettare. L'anno scorso che abbiamo preso? Casasola, Asensio, ma questi giocatori si sono fatti vedere proprio a fine stagione, però, quindi regaliamo sempre perché poi c'è stato comunque sia quel mese e mezzo che non si è giocato, quindi 3 mesi hanno recuperato. Pittante quando lo prendemmo era fermo, infatti quell'anno non ha fatto niente. Quest'anno la stessa cosa.
Però l'anno scorso a Donè abbiamo avuto la fortuna che diceva Anna, si è fermato il campionato, in quel mese tu hai avuto la possibilità di mettere in condizione Casasola, Rivière, Asensio, quando siamo ripartiti, sì, le ultime 10 partite, questi stavano bene, quindi stavano bene, pronti via, si sono fatti trovare pronti e abbiamo fatto quel mezzo miracolo. Voglio dire che quindi morale della favola che dobbiamo sperare che ci vediamo per un mese, non succederà. Magari speriamo, ci sono gli europei che incombono. Vogliamo chiedere a San Francesco se per un paio di partite ci fa il centravanti, magari è capace che ce lo fa, è il patrono della Calabria. Domani e nelle prossime partite spero che segnino i gol decisivi, magari al 90°, i vari Corsi, Idda, Vera, Conè, Tremolada, Iozzi, Trotta e Carretta, e poi vai tutti sul carro dei vincitori. Certo, a noi ci serve è sempre così è stato. L'Ascoli comprato Dionisi è cambiato mister perché c'è colpa di Trinchera? Vabbè, insomma, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa... Fammi fare l'avvocato del diavolo, mister, ma secondo te è possibile che quest'anno rispetto alle altre annate il direttore sportivo abbia avuto meno motivazioni, forse perché il contratto era in scadenza? Certo, questo può essere un altro motivo, anche se non dovrebbe accadere, in quanto professionista io lavoro per la società che mi retribuisce fino all'ultimo giorno, però magari a livello inconscio potrebbe anche essere una prerogativa, come no? Certo che potrebbe essere. Non so se abbiamo qualche altro minuto oppure dobbiamo chiudere perché i tempi sono strettissimi. Intanto vado a salutare sicuramente Antonello Aprile di Cosenza nel Cuore, grazie Antonello, e ricordiamo l'appuntamento di domani, così tutti i tifosi possono venire lì allo stadio. Domani ore 12, Viale Magna Grecia, curva nord, cerchiamo di caricare il più possibile e mi piace con le mascherine. Con le mascherine, Antonè. No, certamente, distanziamento, mascherine, mi piace molto il messaggio di quel tifoso che ha detto che dobbiamo far credere e far convincere ai giocatori che sono i migliori del mondo. Questo è il tifoso, no? Che deve caricarli i giocatori, perché indossano la maglia del Cosenza. Grazie Antonello, grazie e in bocca al lupo, ci sentiamo sicuramente nelle prossime settimane. Io ringrazio mister Franco Giugno per essere stato con noi, ringrazio mister Andrea Spinelli. Chi lo sente dopo, se no? Fagli dire qualche altra cosa. Mister Andrea Spinelli ormai è il padrone di casa insieme. Abbiamo avuto questa possibilità. Diciamo che lui è il padrone di casa, dai, oggi mi ha dato un po' di spazio in più. Ti ha dato questa opportunità. Grazie mille per essere stati con noi. Io vi lascio come al solito alla copertina di Luigi Rogano e Luca Lepiane e vi do appuntamento a venerdì prossimo sperando in una vittoria del Cosenza. Arrivederci. I want your back free, I want your back free. I want your back free from your life, yes, you're self-satisfied and I need you. I want your back free, baby. Get no, I want your back free, baby. Senza di te non posso stare perché tu mi appartieni, perché mi piaci tu, senza di te non posso stare, ti voglio troppo bene, io vengo dove stai tu,